onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che giorno è in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:39? Pazientate se sentirete rumori molesti, ma siamo in emergenza, malanni di stagione, personale penalizzato numericamente, ma noi vi offriamo lo stesso i nostri prodottini. Allora, la commissione interna ha sancito che i gradi sono 24,2 centigradi sopra lo zero, esternamente 12,1, 78% l'umidità, la pressione 1028,2 millibar. L'abbraccio è sempre più forte la signora Adriana Angela, la signora Carmela, la signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, e quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. In simultanea, naturalmente, insieme a Simone, salutiamo la capolista Simone. Quindi con questo vi ho già detto qual è la sua fede calcistica, che poi è anche la mia. Insieme ve lo dico subito, quanti metri siamo sopra il livello del mare? 137,6 metri sopra il livello del mare. Poi gli altri supporti per seguirci: vi ricordo la Radio DAB, vi ricordo il sito radiolibertà.net, vi ricordo Twitch, il social di ultima generazione, vi ricordo YouTube, lì però siamo targhe alterne, mi si dice. Vi ricordo Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Vi ricordo il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la nostra programmazione. Ogni notte che il cielo manda in terra troverete la sinossi delle interviste che poi ascolterete durante, oltre la pagina, cioè dopo le 13:30. E poi ancora le applicazioni iOS e Android per seguirci ovunque voi siate con i vostri telefonini sulla crosta terrestre e sull'orbe terracqueo. Allora abbiamo per 10 minuti, poi dopo non sarà più possibile, linee aperte, se volete telefonare, chiamare, farvi sentire, 02 92 94 7222. Rimarrà in funzione sempre invece quello a prescindere il WhatsApp. Senti qua, casca tutto. 340 670 9659. Si chiama maldestrezza la mia, non è l'età, sono un po' paperino da sempre. Una volta per fare il furbo dicevo che perché sono mancino, allora no, è perché sono Paolino Paperino. Allora dunque, se voi volete intervenire potete farlo, io invece proseguo e proseguisco anche con la sinossi che vi ho detto delle nostre interviste. Sentiremo Silverio Allocca, studioso di geopolitica, analista di geopolitica, e l'effetto Trump sul quadro internazionale. Avete visto che Trump ha liquidato in un amen Zelensky, l'eroe senza macchia, senza paura, eccetera,
gli ha dato del dittatore comico mediocre. Da tocco piano si dice in questi casi, e questo mette in difficoltà Meloni, perché Meloni deve barcamenarsi, totale adesione a Trump, ma l'Europa non vuole lasciare solo Zelensky. Insomma, continuiamo a capire quello che sta succedendo, perché secondo il nostro ospite, Trump sta naturalmente, il bersaglio grosso di Trump è la Cina, vuole staccare quello che Biden inopinatamente aveva permesso si saldasse, l'alleanza. Vi ricordate? Olimpiadi della neve in Cina, a Pechino, ehm, Putin è presente, partecipa a gennaio e firma un accordo con Xi Jinping. Il mese dopo entra in Ucraina, perché, come diceva Roosevelt, in politica nulla accade per caso. Ecco, questo è stato frutto di una scelta scellerata di Biden, dell'amministrazione Biden. Infatti Kissinger, che era stato sempre molto attento, la strategia del ping pong addirittura, era sempre stato attento a far sì che non si stringessero troppo Cina e Russia, approfittando del fatto che hanno sempre diffidato l'una dell'altra a dispetto, diciamo, dell'appartenenza comunista. Quindi evitare, proprio approfittare di questa divisione ed evitare accuratamente che si uniscano. Adesso Trump potrebbe anche lavorare per riportare la Russia, diciamo, non nella NATO, come ha detto lui, però sicuramente in un quadro meno ostile, e separarla dalla Cina. C'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini. Io volevo parlare sulla dipendenza tecnologica, Prego. se non le dispiace. Perché secondo me, signor Pellegrini, l'Europa ha davanti a sé una scelta, cioè a continuare a fare, dico io, l'inquilina in una casa che non le appartiene, accettando le regole imposte dai padroni digitali, oppure, signor Pellegrini, cominciare a costruire la propria autonomia. Perché senza sovranità, sempre secondo me, digitale, senza il controllo dei nostri dati e delle nostre informazioni non esiste né democrazia né libertà. Esiste solo la sottomissione a un potere che non si vede ma che ci governa ogni giorno senza che ce ne accorgiamo. La saluto e una buona giornata anche a lei. Grazie. Al riguardo mi ricordo, adesso un po' che non lo sentiamo, il direttore del CED, Centro Economia Digitale. Abbiamo parlato di sovranità europea tecnologica, purtroppo siamo sempre al solito punto. In Francia, molto in Germania, a suo tempo anche nel Regno Unito, da anni sono stati avviati degli investimenti importanti per il recupero, per investimenti sul digitale, sulla tecnologia, insomma. E l'Italia è il paese in forte ritardo. Adesso non so, francamente, qui professo ignoranza, non so se all'interno del PNRR mi sembra di sì, erano previste comunque, erano previsti investimenti, impiego di risorse in quella direzione, però non sono in grado di comunicare altro. Anche quello sicuramente è un punto importante. Allora, intanto vi ho spiegato, vi ho introdotto quello che sarà il primo argomento, mentre nella seconda parte sentiremo, cioè alle 14:35, sentiremo Francesco Giubilei, che riprende quella manovra che è passata un po' in cavalleria, in corpo di guardia, amava dire mio papà, il mio puorpari, come si dice in friulano. Quel documento che è stato scoperto da Politico, rivista online, nel quale i socialisti elaborano, la sinistra insomma europea, elabora un vero e proprio piano per sabotare
i conservatori popolari, i conservatori patrioti, cioè il diktat è quello di fare di tutto affinché non si avvicinino popolari e il gruppo dei conservatori e dei patrioti, addirittura impedire che gli europarlamentari di queste squadre politiche, chiamiamole così, vadano in missione all'estero, quindi sabotarli in una maniera anche davvero meschina, poi lavorare per renderli ridicoli, poi il loro peggior nemico è Bardella, il francese Bardella, adesso che era origine italiana, poi sulla pronuncia troveremo un accordo, perché lo vogliono sabotare, perché è troppo serio, troppo bravo, troppo in gamba. E diciamo che la democrazia, per come la conosciamo, per come ci è sempre sembrata essere, ha un aspetto un po' diverso da documenti come questi. Francamente sono sporcizia, sono terreni veramente di bassissimo profilo, non perché tu non debba contrastare un tuo avversario politico, ma lo devi fare con le scelte politiche. Non mandare in missione, impedire una missione a un parlamentare dello schieramento opposto non è politica. Ridicolizzarlo, cercare di ridicolizzarlo non è politica. Devi fare in modo che lui magari si metta in ridicolo con scelte sbagliate, casomai. Quella al limite potrebbe essere politica, ma non è quella lì la politica. Quindi diciamo, stiamo parlando davvero di un un livello molto basso della politica. Allora Maurizio mi manda un WhatsApp sulla guerra in Ucraina. Il governo e la Meloni personalmente dimostra tutta la sua miopia politica, come più volte ricordato, con i suoi abbracci ed accordi con Zelensky, senza mai aver richiesto e proposto un tavolo per trattare. Ora il cerino in mano all'Europa come previsto, miopia politica dei consiglieri. La Lega non ha mai fatto una manifestazione per la pace e trattative. Gravi colpe, scrive Maurizio. Allora, grazie. Vediamo, abbiamo un'altra telefonata. Non ne so, ma passa, sinceramente confesso, non ne so nulla. Non so neanche quale frigerio, se il frigerio di Erba o no, quello è morto. Pronto? Pronto? Vediamo se abbiamo un istante. Allora, francamente cado dal pero. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. La contatto per conto dello studio Frigerio. Avrei bisogno di ricordarvi che risultavano delle parcelle che non sono ancora state saldate. No, guardi, qui è in diretta radio, forse deve fare un altro numero di telefono. Non so neanche francamente di cosa parli. Ah, ok. Ok, scusi, niente. No, è un qui pro quo, non c'è problema. Noi siamo abituati a questo e ad altro. Grazie. Allora, questa scusa comunque è stato un intervento in diretta. Allora, Simone, ci proviamo? Qua c'è un messaggio audio. Vediamo un po'. Proviamo a farlo andare. Non so se la Callas. Le donne sono tutto per noi, i nostri angeli. Ah, Vito da Matteo. Ed io come uomo in questa giornata vorrei poter chiedere scusa, chiedere perdono
a tutte le donne che subiscono violenza, una violenza assurda verso chi ci ama. Questa è la giornata delle donne, una ricorrenza. Ma se unite le donne, come delle gocce d'acqua nel mare, possono spostare intere tonnellate di ferro a forma di nave, milioni di donne possono, se vogliono, cambiare il mondo. E con questo voglio augurare a tutte le donne una buona festa, ma che sia una festa, non più la ricorrenza del dolore, una festa dell'uguaglianza. Passerà qualche generazione, indubbiamente. E la colpa dei maschi, maleducati e malcresciuti. Credo che forse questo messaggio vada rilanciato tra una settimana, perché l'8 marzo credo, comunque non so se Vito ce l'ha fatto omaggio in anticipo, comunque rimane qui nel serbatoio dei WhatsApp. Grazie anche a Vito. Abbiamo un'apertura sul Corriere.it. Il Papa è sveglio e non ha dolori, l'umore è buono, c'è un'insufficienza renale. Da oggi rosari tutte le sere a San Pietro, il bollettino. E poi Germania, vola l'ultradestra, fai dell'AfD i nostri voti raddoppiati, Habeck lascia la guida dei Verdi. Tra l'altro, pensate, questo ve l'avevano già detto perché è il dato più rilevante di queste elezioni in Germania, che devono far pensare, 84% è la percentuale più alta da quando vi è stata la riunificazione della Germania. E allora bisogna cominciare a interrogarsi, chi prende per mano la politica deve cominciare a interrogarsi, non pensando solamente alle responsabilità dei politici, ma tutti, anche noi che ne parliamo, eccetera. Vuol dire che se i cittadini si sentono coinvolti rispondono, e quindi sta a te coinvolgerli, non c'è niente da fare. Impressionante questo dato, pensavo che ormai fosse anestetizzato l'opinione pubblica occidentale, no? Nel vedere che alla fine non ci sono modi per svolte radicali, perché le dimensioni di una società sono sempre più complesse e quindi è sempre più difficile spostarle o cambiarle. Invece io non so se siano andati anche in tanti a votare per paura dell'estrema destra, perché in un quadro diverso l'estrema destra avrebbe spopolato evidentemente, perché i voti dell'estrema destra sono voti suoi, gli altri sono voti che arrivano da parte di persone che non andavano a votare, quindi non lo so se sia anche questo. Comunque sicuramente avremo modo di approfondirne nei prossimi giorni, non solo ovviamente con il punto sì, oltre la pagina o che giorno è. Allora andiamo adesso ad anticiparvi anche le proposte musicali che fanno parte oltre del che giorno è, chiedo scusa, perché alle 13 vediamo un po' di farcela, perché ovviamente poi dopo le 13 siamo senza tecnico, quindi bisognerà veramente fare qualche salto. Adesso ci sarà Guido Lamberti alle 13 e Simone mi guarda sorpreso. Guido Lamberti alias Ugolino, che è di origine calabrese, e questa canzone ne ho messe 2 se non sbaglio di Ugolino, ma che bella giornata, è una canzone che forse non entrò nelle classifiche dei dischi venduti, ma era molto popolare i primi anni 70. Ma che bella giornata, sentire forse
Qualcuno se la ricorda, adesso la mandiamo tra poco in onda. Il Papa è sveglio, non ha dolori, l'umore è buono, rosari tutte le sere a Piazza San Pietro, questo è l'ANSA. 3 anni fa l'invasione, von der Leyen, nuova tranche di aiuti da 3,5 miliardi all'Ucraina. È possibile formare la grossa coalition, Francoforte azzera i rialzi dopo un avvio positivo. Boom di minori responsabili di omicidio, aumentano le vittime, in 10 anni meno 33% di uccisioni in Italia. La depressione riduce la sopravvivenza dei pazienti oncologici. Rispunta Melania, grande assente da 4 settimane. Poi addio a Gianni Pettenetti, la voce di Bandiera Gialla. E poi abbiamo l'apertura di Dagospia, vediamo cosa. Feltrissimo, me ne sono andato dal giornale perché me la facevo con la moglie dell'editore. Vittorio Feltri fa il gradasso e rivela il vecchio filarino con la moglie di Paolo Berlusconi. A un certo punto decisi che non era il caso. Quando me ne sono andato a riscuotere la liquidazione con la carriola, perché Silvio mi aveva riempito di denaro. Di quale moglie sta parlando il super feltrissimo scopatore? Lasciò il giornale nel 1997. Paolo Berlusconi aveva già divorziato da Antonia Rosa Costanzo. In compenso era fidanzato, ma non sposato, con la showgirl Katia Noventa. Chi si è accoppiata con Vittorio o è solo una spacconata senile? Fermiamoci, sono le 13, allora vai con Ugolino e dopo riprenderemo con il prosieguo di questa trasmissione.